Altri terreni di confronto politico, quelli sulla legge elettorale e sull'ammissibilità dei referendum regionali. Il servizio di Francesca Vigori. La quinta commissione si è confrontata anche su 3 proposte di legge delle opposizioni in tema di ammissibilità dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo delle leggi regionali. Il 5 luglio dello scorso anno, è stato ricordato, il Consiglio dichiarò inammissibili 2 referendum abrogativi, riguardavano le riforme serracchiane in materia di sanità e di UTI. Per evitare cortocircuiti di questo tipo, i 5 Stelle propongono nuove regole. Mutuato da come funzionano le ammissibilità dei referendum nazionali, non è il Parlamento che giudica se un referendum può essere ammesso o no, esiste la Corte di Cassazione prima e poi la consulta, la Corte Costituzionale, che avendo competenza può stabilire se i quesiti sono ammissibili o meno. Nella nostra regione, perché la legge è datata, questo è demandato o all'ufficio di presidenza o addirittura al Consiglio, che sicuramente non ha le competenze tecniche per poter entrare nel merito su questioni di ammissibilità.